Ciao ragazzi, oggi sono tornato sulle sponde dell'Adige a Legnago, davanti al ristorante atipico della famiglia Antoniatti. E qui Barbara oggi ci fa vedere una dépendance che hanno voluto costruire per il loro ristorante, una dépendance direttamente qui sulla pista ciclabile, dove anch'io sono arrivato qualche giorno fa. Barbara, cos'è questo posto? Questo posto è l'occasione, secondo noi, di far vivere l'Argine in un modo diverso da quanto è stato fatto finora. L'Argine dell'Adige è spettacolare, noi abbiamo dovuto fare ben poco perché basta guardarsi intorno per vedere cosa ha fatto la natura qui. Abbiamo un'ansa in cui tramonta il sole che all'orario del tramonto è un sogno. E abbiamo solo cercato di creare un senso di ospitalità per vivere l'Argine in maniera proprio viva e vivere il fiume. Avete rivitalizzato la socialità legnaghese, non solo? Sì, questa era la nostra intenzione, speriamo di esserci riusciti e speriamo in futuro di poterlo fare ancora meglio. Abbiamo cercato di proporre eventi, magari con musica, o anche eventi dedicati ai bambini, perché le famiglie sono importanti, ci sono tante famiglie che vogliono trascorrere del tempo all'aria aperta, anche in questo periodo in cui per lungo tempo purtroppo non abbiamo avuto questa possibilità. Qui c'è pace perché il fiume ti porta una sensazione di serenità, di tranquillità ed è bello poterla vivere con gli amici e a tutte le età, perché abbiamo cercato di creare eventi che potessero coinvolgere appunto tanto le famiglie quanto i giovani per poter avere un momento di incontro proprio qui sull'Argine. Allora, che cosa ti dà l'Adige? A me dà serenità e incanto, devo dire, perché veramente per me ti metti a guardare il fiume che scorre ed è una sensazione particolare a cui non siamo abituati perché abbiamo una vita frenetica, fatta di ritmi impossibili, tutti noi per primi, ma guardando l'Adige ti sembra quasi di tornare indietro nel tempo e di vivere il mondo in un altro modo, con tempistiche diverse. Una cosa che mi sorprende, ad esempio, avendo la possibilità in azienda di vivere a contatto con tanti bambini per le settimane verdi d'estate, è che anche i bambini più iperattivi o comunque che non amano stare tranquilli, possono stare 2 ore seduti con una canna da pesca in riva a un fosso, in tranquillità. Questo, secondo me, è l'effetto che ha proprio l'acqua. Cin cin.